Franco Adami, come si può fare turismo sostenibile sulle colline UNESCO? Una bella domanda. Turismo sostenibile che cosa vuol dire? Significa, secondo me, ma non sono io l'esperto, ma turismo sostenibile significa poter visitare, frequentare un territorio che riesca a sopportare la quantità di persone che arrivano. In altri termini, che i servizi siano adeguati alle aspettative di turismo che c'è. Non dobbiamo modificare lo stile di vita, l'ambiente soprattutto, non possiamo modificare il rapporto che ha la comunità che ci abita con l'ambiente stesso. Questo insieme io lo definirei turismo sostenibile, quindi dobbiamo lavorare perché ciò avvenga. Milano-Cortina 2026, quali ricadute sul territorio? Milano-Cortina è un evento, lo sappiamo bene, di portata internazionale, certo può portare dei benefici anche a quest'area perché Cortina ce l'abbiamo vicina, la giornata da passare sulle colline di Conegliano e Valdobbiadene è ciò che può arricchire un'esperienza sportiva di quel tipo. Noi produttori siamo pronti, abbiamo le nostre sale di accoglienza, abbiamo del personale che è preparato e che stiamo preparando sempre di più per farti vivere una giornata emozionante all'interno di un territorio bellissimo.